Capodanno dove lo passo, con chi lo passa, che cosa fa? Allora, lo passo con gli amici e saremo al Brasiliano e quindi faremo festa come a Maracaibo e come deve essere degno di essere festeggiato. Non fate niente? Niente, siamo tranquilli. Ah, purtroppo faccio in famiglia. Perché purtroppo? Perché tutte le ristrettezze economiche, periodo brutto. Siccome vai in rosso, qualcuno compra fiori rossi. Sì, parecchi quest'anno. Lei come passerà il Capodanno? A casa, In mezzo ai fiori. quasi. Come passerete il Capodanno? In casa, Con la mascherina? con la mascherina, perché abbiamo amici brasiliani ospiti da noi. E non cinesi. No, non cinesi, assolutamente. State scegliendo il capo per l'ultimo dell'anno? Per tutti i giorni, diciamo. Sì, per tutti i giorni. i giorni. Sì. Senta, però a Capodanno cosa ci si mette di rosso? L'intimo. Anche quest'anno? Certo. Perché deve portare bene per il prossimo. Sì. Il rosso? Il rosso ci deve essere, come vino e come colore. Un buon qui. rosso è un buon rosso anche come colore, come indumento, per una buona fortuna di questa... E quindi che indumento rosso porterà? Ma penso una maglia rossa, alla mia età penso una maglia rossa. Cosa si mette di rosso? Le mutande, da tradizione. I calzini rossi funzionano o funzionano meglio le mutande? Alla grande già finiti tutti. Cosa, i calzini? Eh sì, anche le mutande. Andati, bruciati. Guarda, l'unico è questo. Col pino. Che se lo tiene lei. Troppo piccolo. Ho già fatto la scorta io. Ma gli regalate qualcosa anche lui di rosso per Capodanno? No. Come passerà il Capodanno? A casa. Col cane? Con il cane. 23 cosa si aspetta? Speriamo che sia un miglioramento, speriamo dai. Cosa si aspetta per il 2023? Un anno di fortuna. E basta. Amore? Amore già c'è. Cosa si aspetta per il 23? Un anno in più.